Buongiorno, buongiorno a tutti cari ascoltatori del Bosco dei Sogni. Eccoci per la diretta del martedì Max Ungaro, Radio Gamma 5. Per questa prima parte della puntata di oggi parlerò in inglese, quindi cercheremo di andare pian pianino, insomma di lasciare che il messaggio arrivi perché siamo in collegamento con le Canarie e più precisamente con il notissimo scrittore Sergio Bambaren. Ciao Max, è un piacere stare con te. Thank you very much for being here. Of course. No, it's an honor. Thank you. Ok, cari ascoltatori, come vedete siamo in diretta. I do a little presentation of you, ok? Sergio Bambaren è uno scrittore peruviano, naturalizzato australiano, ha studiato negli Stati Uniti, poi si è trasferito appunto in Australia dove era un responsabile vendite di un'importante multinazionale e di punto in bianco si è preso un anno sabbatico, lui è appassionatissimo sia di viaggi che di surf e girando un po' il mondo è arrivato in una spiaggia particolarissima del Portogallo dove ha fatto un incontro speciale, stiamo parlando di diversi anni fa, e questo incontro speciale è stato con un delfino. Da lì è nato tutto perché da questo incontro con un delfino, da questo dialogo vero e proprio, ne è nato un libro che è diventato un bestseller e ha aperto l'intera carriera del nostro Sergio. E adesso gli chiederò com'è essere scrittore. Dear Sergio, how is, what's your feeling about being a writer? You see, I always say the same, Max. Life works in strange but wonderful ways. I'm a chemical engineer by career, but my purpose in life was to be a writer, so I just followed my dreams and the rest came by consequence. Ok, e lui dice sempre appunto che la vita opera in vie misteriose perché lui si è laureato anche a pieni voti in ingegneria chimica appunto negli Stati Uniti, ma poi le linee si sono mosse da sole per far sì che lui arrivasse al suo talento naturale che appunto è la scrittura, ma da cui poi si sono aperte altre cose, altre vie. And how are you, Sergio? How is your staying in Canary Island? Amazing, my friend. I found a place I can call home. I'm in Tenerife, surrounded by ocean, in a very quiet place, and I love it that way. And a place where I can surf, I can swim with the dolphins, I can dive. So for me, I found my home at this time. That's really nice, I'm very happy for you. Lui appunto vive a Tenerife da 3 anni e dice che ha trovato la sua vera casa naturale perché è immerso nella natura, lui che ama il mare, che è un surfer, può sentirsi veramente a casa. So, Sergio, very soon I will start by reading your first, I think is your first book, The Dolphin. That's a very, very important message. But you know, here in this program, in this radio program, I like to talk about the human experience. Everybody is going on just to share it with the people. And the nice thing is that last time I had a singer, soprano singer, which the meeting for her with her life, her destiny was a pianoforte, un piano. Mm-hmm. And it's curious, for you the destiny was a dolphin. Gli sto dicendo appunto che come avete sentito la settimana scorsa abbiamo parlato con Claudia Pavone che è un soprano e la curiosità è che lei ha iniziato la sua intera carriera innamorandosi di un pianoforte. Per lui è stato un incontro appunto in Portogallo con un delfino. What is your idea of talent in this life? What is the idea of talent? Our own talent. I would put it in another way. You see,
I'm convinced that everyone comes to this world with a gift. Some discover it at very early stage, others when they are very old. But when you discover that's what gives purpose to your life. And that's what I found when I was a chemical engineer. I have to say it in a very humble way, I was a very good chemical engineer, but I wasn't happy. And talent for me is expressing the best part of me through the gift I've been given and that we all carry with us. Sure. Gli ho chiesto appunto qual è la sua sensazione, che cosa sente che sia il talento, e prima di tutto appunto la sua risposta è stata: più che talento io lo chiamo dono, perché ognuno di noi ha un dono e c'è chi lo scopre prima, c'è chi lo scopre dopo. Parlando della sua esperienza, ad esempio, appunto, lui era un ingegnere chimico anche molto quotato, molto bravo, e credeva fosse quella la sua missione, però si era reso conto che non era felice. E nel momento in cui ha fatto questo passo verso se stesso, verso il dire ma io voglio cercare la felicità, tutto il resto è venuto da sé. L'importante appunto è comprendere che ognuno di noi ha il suo proposito nella vita e che questo proposito appunto si può anche definire talento. Adesso io so che lui ama tantissimo gli animali e ha anche un progetto molto importante nella salvaguardia del mare e dell'ambiente e in particolar modo delle balene. Adesso appunto ne approfitto, visto che siamo in collegamento con lui, per chiedergli allora cosa gli hanno insegnato gli animali in merito appunto a questa cosa che chiamiamo talento, perché dopo vi spiegherò perché lui ha una casa veramente particolare e bellissima. Sergio, and talking about animals, Yes. what they can teach us about sharing and exploring our gift, that's the talent. Put it this way, yes. For me, nature, even no matter how big or small an animal or a tree is, to put it simply, for me, it's like my church. It's my religion. Why? Because animals live doing what they are supposed to do. And we live in a society, sometimes we do what others do because we want to fit. Nature has taught me so much about, I don't believe in traditions, I believe in principles. I believe in what's good. Animals don't kill for killing, they kill to survive. So those are only two of the millions of things I have discovered in the oceans, in nature, in the woods, in the forests, that makes me feel totally in my environment when I'm alone in nature. And that's where I basically write my books. Nice. Ok, per lui, per Sergio, gli animali rappresentano una vera e propria religione, una chiesa, un posto appunto, lo stare nella natura, come ha appena concluso, dove lui si trova veramente a suo agio, si sente se stesso, tant'è che scrive. E appunto il suo sentire è che mentre gli animali fanno quello che sono se stessi, cioè esprimono se stessi e non uccidono per il gusto di farlo, ma solo per bisogno,
ecco che appunto l'essere umano è completamente diverso da questo punto di vista. Quindi lui ha imparato tantissimo nel vivere assieme agli animali, perché appunto sono liberi, la loro libertà è di essere se stessi. E mentre noi appunto a volte ci uniformiamo appunto perché anche per il discorso del cibo ci associamo a cose che non ci rappresentano, gli animali invece, parlando della natura, della libertà della natura, mi raccomando, rappresentano la libertà. So Sergio, I'm about to read a little passage of your first book, but you've wrote several important books. Ma my question is, adesso voglio chiedergli, lui ama tantissimo il mare, gli voglio chiedere qual è il linguaggio che parla il mare, l'oceano. And for you, what's the language of the sea? Which language speaks the ocean for you? I wrote a book which is called The Language of the Truth. And I'm convinced that when we are born, and now at my age I was able to recover it, we all come with a universal language that we can make contact with nature. People can call me crazy, but I don't know. I speak with birds, birds, with dolphins, and that language was a language that we, as part of nature, were born through. We were born with. But then comes society, and in a way, we start to forget that language, and we were supposed to do things that in the end we don't listen to that language anymore. It's been very hard for me to sacrifice many things and be able and return to that moment in which it's indescribable. You can talk with the birds, you can talk with the bears, you can talk with the dolphins, also with the trees. Also with the trees, yes. Yeah. And I wish if we could all learn or remember that language, we would always remember that we are part of nature, that we don't own nature, and that we should be what we were born to be. Ok. And not what other people say. Sure. Naturalmente la sua risposta è molto molto intensa e sentita, e sapete, andando pian pianino io faccio del mio meglio. A suo sentire, per la sua enorme anche esperienza di viaggio, di vita, ma proprio anche di viaggio, esiste un linguaggio universale che la natura di per sé parla, perché è già connessa, e che noi stessi, venendo al mondo, comprendiamo e parliamo. Solo che, come sappiamo, poi per un modo o per un altro, per come è impostata la società, crescendo perdiamo la reminiscenza di questo linguaggio, perdiamo l'identità universale che abbiamo. Lui dice: a me non interessa se le persone mi chiamano pazzo perché parlo con gli uccelli, perché parlo con i delfini, parlo con gli orsi e parlo persino con gli alberi, perché io nel mio cuore so che lo scopo che in ognuno di noi c'è è anche quello di riconnettersi alla natura e di seguire questo andamento naturale che è il corso universale, e che la natura continua a parlare nonostante tutto e a insegnare nonostante tutto. Ecco, lui dice, io spero, io sento che
uno dei nostri scopi come esseri umani è recuperare l'identità naturale che è già in ognuno di noi e torniamo tutti a capire che possiamo parlare con la natura e comprendere la natura. Sono linguaggi sottili, ma siamo parte di tutto questo anche noi. Ecco, quindi questa è la risposta bellissima che ci ha dato il nostro Sergio. Adesso leggo un pezzettino del suo libro, il suo primo libro, che è nato da un incontro speciale appunto in questa spiaggia con un delfino, che lui ha visto poi ripetutamente, stando lì, ha incontrato altre volte. Now I read the part of your book, your first book, The Dolphin, ok? Giusto per... Thank you. Giusto per farvi capire, insomma, il suo stile. Naturalmente leggo il libro in italiano, ma è stato, a parte che è appena uscito, una casa editrice voleva pubblicarglielo, ma naturalmente imponendogli certe misure, dicendo la pubblichiamo se però correggi qua, correggi là. Lui ha detto no, io voglio che esca così come è scritto, quindi se l'è autopubblicato nel 1996 e solo in Australia ha venduto 100.000 copie. Da lì poi è stato tradotto, pensate, in 40 lingue e a tuttora è, come tutti i suoi libri, un best seller. Poco fa mi stava parlando di uno dei suoi ultimi libri che è Il linguaggio della verità, in cui parla di questo suo contatto importantissimo con la natura. Allora, questo è Il delfino. E poi riudì la voce, che questa volta era chiara. Arriva un momento nella vita in cui non rimane altro da fare che percorrere la propria strada fino in fondo. Quello è il momento di inseguire i propri sogni. Quello è il momento di prendere il largo, forti delle proprie convinzioni. Daniel si sentì terribilmente inquieto. Qualcuno frugava i suoi pensieri e gli scrutava l'anima, rivoltandola come un guanto a caccia dei suoi segreti più intimi. «Chi sei?» chiese alla fine. «Sono la voce del mare», rispose qualcuno tutto intorno. «La voce del mare?» domandò con grande sorpresa. «Sì, Daniel, hai ottenuto un dono che gli altri delfini non possono neanche immaginare. Tutti i tuoi sforzi per imparare a muoverti tra le onde, tutto il tempo che hai trascorso da solo ad allenarti, seguendo il tuo sogno, alla fine sono stati ricompensati». E allora Daniel Dolphin udì le parole che avrebbero cambiato per sempre il suo destino. «Hai fatto progressi sorprendenti, Daniel, ma adesso devi spingerti ancora più avanti, devi cercare le risposte al tuo sogno». La voce risuonava limpida e forte. La paura che in principio aveva invaso Daniel era svanita e lui non solo sentiva le parole, ma le capiva benissimo. «È da un po' che cerco di comunicare con te, Daniel, che tento di sostenerti nei momenti di difficoltà. Non devi più aver paura. Fino a quando seguirai il tuo sogno, io ti sarò vicino e ti aiuterò. Fidati dell'istinto, fai attenzione ai segnali che la vita ti manda, ti si schiuderanno nuovi orizzonti». La voce cominciò ad affievolirsi. «No, aspetta, per favore», supplicò Daniel. «Ci sono altre cose che devo sapere. Dove vado adesso? Come faccio a sapere che cosa fare? Come lo trovo il vero scopo della mia vita?» Con la voce più dolce che Daniel avesse mai sentito, il mare rispose: «Posso dirti solo questo, Daniel Alexander Dolphin. Troverai il vero scopo della tua vita il giorno in cui cavalcherai l'onda perfetta». «L'onda perfetta? Che cosa vuol dire? E poi come faccio a trovarla?» Il mare parlò allora dritto al cuore di Daniel. «Quando piombi nella disperazione più cupa, ti si offre l'opportunità di scoprire la tua vera natura, proprio come i sogni prendono vita quando meno te lo aspetti. Così accade per le risposte ai dubbi che non riesci a risolvere. Lascia che il tuo istinto tracci la rotta per la saggezza e fa che le tue paure siano sconfitte dalla speranza». Thank you, Sergio, for this beautiful, beautiful, beautiful message. Reading all your books, the line you have been writing for all over those years, you are talking often about the big wave and catching the dreams. Did you find the perfect wave? Gli ho chiesto, perché leggendo tutti i suoi libri lui parla spesso del sognatore, del realizzare i propri sogni, ma parla spesso anche del cercare l'onda perfetta, quindi gli ho chiesto se l'ha trovata poi l'onda perfetta. Thank you. You see, it's amazing when I
read a book that I wrote 25 years ago, and that it came directly from my heart to a computer. It didn't go through my mind at any moment. It was what I call a moment of enlightenment. I guess we all have those moments, that they are very short in our life. And it's amazing how when I read it now, I found my perfect wave. And the perfect wave, it's basically an analogy to true happiness, to not to depend on many material things, be simple, live instead of existing, being instead of having, and if you have, to share it. But the most important thing I've learned in my life when I found my perfect wave is it's so simple to be happy. But the trick is to stay simple throughout a lifetime. Yes. That's the trick. Yes. Allora, la cosa veramente interessante è che ha spiegato che lui sente di averla trovata, questa grande onda che i surfer poi cercano sempre, ma è una metafora della vita, e dice quando stava scrivendo questo suo primo libro, sapeva di avere una connessione perfetta e precisa tra il suo cuore e il computer tramite il quale lo stava scrivendo. La mente non c'entrava nulla, era un qualcosa proprio da cuore alla pagina a video del computer. E se c'è una cosa che poi in tutto questo tempo ha maturato e capito, che l'onda perfetta esiste ed è la connessione con la felicità. Felicità che parte da pochissimi fondamenti, ma prima di tutto la semplicità, l'essere piuttosto che avere, godersi le piccole cose, ma ancora di più condividere ciò che si è, perché appunto poi, come lo diciamo sempre anche al Bosco dei Sogni, facciamo poi risuonare l'intero universo. Ecco, l'importante è rimanere semplici e sapersi godere le piccole cose, perché l'onda perfetta, la felicità, esiste e parte proprio da questo, staccarsi dalle dipendenze, ma vedere ciò che si è realmente, e quindi aggiungo io, ciò che nutre il nostro spirito inteso come corpo incarnato. Ok Sergio, we are in the commercial, pubblicità tra pochissimo. Seconda parte del Bosco dei Sogni, siamo con lo scrittore Sergio Bambaren in collegamento da Tenerife. Adesso gli leggo i messaggi, grazie mille per la vostra presenza, cari ascoltatori, sempre calorosissima, quindi grazie di cuore, adesso glieli leggo. Uno di questi è molto bello perché è proprio nella sintonia di quello che stiamo condividendo con Sergio, cioè l'114 chiede se, dato che è passato tanto tempo ormai, se la voce di quel delfino, Daniel, la sente ancora magari nei suoi sogni. One question, just in the feeling of this program, okay, asks if, since it's been now a lot of time, if in your dreams now you still hear the voice of Daniel the dolphin. Yes, I do. Again, those moments of enlightenment, those memories that stay forever in the hard disk of your mind, and every time I'm in the ocean, which is every day, I remember. Of course, I remember.
and that helps me be who I am, and never forget who I truly am. Yes. E dice naturalmente sì che la sente ancora. E in special modo è una cosa a cui appunto pensa ogni giorno, ma in special modo ogni volta che si immerge nel mare. Vi ho detto, lui è un amante del mare, un amante dell'ambiente marino, e che questa voce che continua a ispirarlo e a parlargli gli ricorda sempre di essere quello che lui è realmente, cioè di non dimenticarsi lo scopo, il motivo per cui è qui, ma di essere se stesso. E adesso leggo anche un altro messaggio, il 525. Allora, ogni cosa si rivela per quello che è. Un sasso, una pianta, un animale, le caratteristiche di un uomo sono quelle che sono. Quando accettiamo questa verità, la nostra aspirazione non sarà quella di cambiare tutto questo, ma di accettare ogni cosa per la sua natura universale. Questo è Sisto. And sì, naturalmente sì. Presumibilmente quello di cui si stava parlando prima era appunto che in tutto questo modello societario, che adesso naturalmente si sta anche disgregando, ha allontanato l'uomo dalla sua vera natura, dal suo vero sentire. Di questo si stava parlando più che del cambiare tutto questo, ma di ritornare alla vera natura dell'uomo. And another message says that everything is what it is. A rock, a vegetable, and an animal. Everything is right in its perfect place. And also human is the way he is. And maybe by accepting this, we yet are in the universal order. What do you think about that? Acceptance is a very important thing to learn, but there's a very thin line between acceptance and action, because I already wrote it in one of my books. There's no creature as small as it is, a flower, tree, rock, whatever, that doesn't have to give something to the universe. Everything has a purpose. Now, one thing that sometimes, and I won't accept, is how we are destroying nature. I'll try to answer the question in another way. Yes. One of the best things I did in my life, and it cost me a lot, is to take out of my brain forever words like hate, envy, vengeance, all these things that keep us stuck in a place and make us waste our time and destroy ourselves. I truly believe that if you take all these words from your brain and from your actions forever, I can promise you that you will never be able to feel more free in life, because once the evil gets out of you, you discover a wonderful world, and there are no limits to it. So, yeah, acceptance, of course, of the things that we cannot change.
but definitely action for the things that we can change for better. Perfect. E accettazione naturalmente sì, ma c'è un confine, una linea sottile tra accettazione e azione e si chiama così, la definisce così, accettazione per quello che non possiamo cambiare, ok, azione per quello che in realtà sappiamo di poter cambiare. Il nostro Sergio appunto ha iniziato spiegando un po' quello che ho detto anch'io, appunto certo accettare le cose per quello che sono sì, ma attualmente per lo stadio che ha raggiunto per certi versi l'essere umano sta portando a dei disastri, lo stiamo vedendo, addirittura adesso stiamo rivolgendo molte cose addosso contro noi stessi, quindi dice appunto muoversi però per cambiare quello che possiamo cambiare, sì, deve essere fatto e va fatto, ma nell'ordine di quel linguaggio universale di cui stavamo parlando prima. E lui, lavorando con se stesso, quindi come sua esperienza personale, ha capito quanto sia importante appunto lavorare nel, per così dire, sprogrammare la propria mente dalle parole quali odio, invidia, egoismo. Non si tratta appunto di rifiutarle, ma di lavorarci al fine di poter vivere e stare a questo mondo in un'ottica diversa, e è quello che è il discorso che stavamo facendo prima, più naturale, più in connessione con l'andamento che è la natura. Quindi nel momento in cui tu prendi queste parole, te le guardi per bene, già solo il significato della parola, e poi dici ma io posso anche lavorarci su e trasformarle in qualcosa di meglio, che ad esempio è condivisione, collaborazione, stare a questo mondo in una mentalità e modalità diversa. Dice, vi assicuro che la vita cambia, il senso della tua vita cambia, perché, in riferimento a quello che ci ha detto anche prima, veramente è come togliersi un velo, è veramente come vedere il mondo sotto un altro aspetto, sotto un'altra ottica, è un togliersi dal individualismo, ed è questo probabilmente a cui stiamo lavorando ancora oggi più che mai adesso, alla comunione umana anziché alla distruzione. Another interesting message, un altro messaggio molto interessante, perché vedo che è molto conosciuto, che lo conoscete molto bene, è l'abitazione in cui lui vive. Lui vive in una casa di luce che è aperta agli animali anche selvatici. Adesso glielo dico. People is writing me about your house, the lighthouse, open to every animal. Well, put it this way, my dream was to build a very simple house made of crystal, of glass. It's basically 99% glass. The rest is wood. And my dream was that the light that came from the house was stronger than the light that came into the house. And because of the place, I always leave all the doors open and the windows. And basically, the house is a zoo. Because you see, there are so many things that life has taught me that they are not true. For example, I've dived a lot with sharks. Wow. And the only really dangerous shark is the white shark. Okay. But you see, we have this universal thought that all sharks are dangerous. They are not dangerous. They are just doing what they have to do. They are feeding themselves. And by accident, sometimes they have accidents with humans. So why am I saying this? Because
if you start to realize that you see a spider, but the spider won't bite you. If you see a little fox, but the fox won't bite you, it will escape. Suddenly, you get in a spiritual level that the animals understand you as they understand themselves, so they feel comfortable with you. And yeah, they come, they go. Inside the house, there's a beautiful little fox that sleeps there because she wants. And just birds coming all day, all kind of animals, even an ant eater. Do you know what that ant eater is? Yes, formichiere, Yeah. we say in Italian. Okay. Sì, I yes. had a guest. I had it for a guest for a week, and it was amazing. Ok. E appunto, come il nostro ascoltatore ci ha scritto, evidentemente conosce molto bene la storia del percorso di Sergio Bambaren, il sogno di Sergio era di costruirsi una casa prevalentemente di vetro, in cristallo, trasparente e anche di legno, ma prevalentemente trasparente e luminosa, così luminosa da essere più luminosa della luce che arriva da fuori. E parte di questo sogno era anche che questa casa, e lo è, fosse aperta agli animali selvatici si intende. E infatti me l'ha descritta, ha detto è diventata uno zoo, perché mi fa c'è una cosa che la vita mi ha insegnato, e questa cosa è che spesso noi crediamo a delle cose, ma appunto, ma non sono la realtà dei fatti, perché lui, ad esempio, ha fatto un piccolo esempio, si è trovato spesso a fare surf tra gli squali, ma in realtà ha capito che ce n'è solo uno in particolar modo che è pericoloso, e cioè lo squalo bianco, perché per sua natura lo è, cioè è aggressivo, deve mangiare, insomma, ma a parte questo, molti altri squali non sono pericolosi, così come dice anche i ragni non lo sono la maggior parte, o le volpi, dice, loro non è che cercano di morderti, anzi si spaventano e scappano via. Perché dice questo? Perché dice in un linguaggio molto sottile l'animale si rivolge a te con la stessa confidenza che ha per se stesso, ti percepisce, e se tu sei aperto, se tu sei libero, sei in questo livello di comprensione, dici ok, la casa è di tutti, ecco che lui ha notato che l'atteggiamento naturale della natura, degli animali cambia. Perché? Spesso ha uccelli che arrivano ogni giorno, c'è una volpe che per sua scelta si introduce in casa, mangia, dorme sul divano, poi esce ed è selvatica. Ha avuto anche un formichiere per un paio di giorni, lì si è soffermato lì, è stato lì. Insomma, questa è la sua esperienza, il self-confident, il come stai con te stesso, l'animale poi lo percepisce, come percepisce la tua intenzione. E se tu capisci che c'è una natura per ogni cosa, e naturalmente eviti le nature più aggressive, ma sai stare con chi invece come natura può al massimo aver paura di te, ecco che appunto la questione cambia. Another question, we are coming very fast to the end of this. No worry. But maybe I will I will be searching for you for talking again, ok? Onorato again, Max, grazie. Ok, mi chiedono appunto se sappiamo che è uscito da poco The Messenger, il suo nuovo ultimo libro, da pochissimo, ma mi chiedete se sta già lavorando a qualcosa di nuovo. People has been reading The Messenger and asking also if you are working on another new book. As I said, next year there's going to be a world release of The Dolphin for its 25th anniversary, because I think we believe
then that the world more than ever after the COVID, after we see all the children, with the cell phones all day, the games, the computers, we're losing our humanity. And we technology is beautiful. It depends how you use it. So what I'm really doing, I'm not writing anymore. Of course, I have new ideas, but my dream next year is to work on the film of the second film of the Dolphin and do a world tour of the book and try to spread the word to all the corners in the world, because the world has changed so much since COVID, and we are starting to stay separate from each other. I think we have lost a lot of empathy to others, and that's what makes us humans. A hug, a kiss, smiling with someone. And I don't see too much of that lately. And instead of writing a book, I will probably write a book next year, but my main purpose is to give conferences all around the world, trying to share my thoughts with others. Okay, I'll be waiting So here. we can recover Yes, our humanity. yes. I've been waiting here for you. Grazie. Ok, la sua risposta è che sì, lui ha idee nuove per nuovi libri, ma al momento trova sia più importante, nell'anno a venire ci sarà il 25esimo dell'uscita di Il Delfino. Quindi da una parte si dedicherà anima e corpo alla nuova riedizione, perché è un messaggio bellissimo, per portare questo appunto messaggio nel mondo, perché vedendo quello che è successo in questi ultimi 2 anni, questo distanziamento che ha causato la perdita appunto di una caratteristica, di una peculiarità umana qual è l'empatia, l'importanza dell'abbraccio, dello stare insieme, del bacio, lui si fa promotore appunto adesso nel riportare nel mondo questa sensazione, questa voglia di stare assieme tramite questo importantissimo messaggio che c'è nel libro. E non solo, si lavorerà anche a una risceneggiatura per un secondo film su questo libro. Ok, siamo veramente in chiusura, ma tornerà a trovarci il nostro Sergio. Quindi gli faccio questa domanda che è arrivata. One last question, then we have to go. I know. The ink that has been used to write The Dolphin is blue. There is a meaning about that? Of course. Of course. Um, it's the ocean. It's the ocean. I'll tell you an anecdote, and it's true because I don't lie. Twice in my life, I've been swimming. I've been swimming with dolphins all my life, and twice in my life, I felt like it was time to go with them forever. And it was amazing because both times they told me, not yet, sir. So that meant for me that I still, hopefully, will be able to do the world with my little
grain of sand a better place. And when my mission is finished, well, the next adventure comes, after you leave your body, and who knows what happens. Yes. Gli ho chiesto appunto, perché è arrivato questo messaggio, se c'è un motivo particolare per cui il delfino è stato scritto con inchiostro blu, cioè il libro ha l'inchiostro, la scrittura è blu ed è un gran bel vedere. E naturalmente la sua risposta è stata: certo che c'è un motivo, e questo motivo è il mare, il senso del mare, il colore del mare. E c'è appunto un aneddoto su questo che gli è successo 2 volte nella vita. Lui ama tantissimo nuotare con i delfini. Gli è successo di dialogare con loro, nel senso anche di chiedere: ma magari cosa ci sto a fare ancora qui? Qual è il motivo di questo mio passaggio di vita ancora qui? Non si è ancora esaurito? E la risposta è stata no, non ancora. Però appunto Sergio dice: io comunque so che porterò avanti quello che sento nel mio cuore, nella mia anima, come messaggio d'amore, e poi comunque sarò pronto quando sarà comunque il mio momento, e ci sarà in un'altra vita, in nuovi mondi, una nuova avventura. Sergio, our listener, i nostri ascoltatori are sending you a big, big hug, and they are waiting Thank you here very for you. Same for me. Thanks. Don't forget that the only difference between me and the people who are listening right now is that I wrote the book and they read the book. But in the end, it's the same. Doesn't matter who wrote it or who read it. The thing is that we connect, and I never thought there were so many people asking questions about his life the same way I was doing. So there's nothing, words like fame or fortune, they don't exist in my mind. I'm just a simple human being that one day decided to follow his dreams. That's all. Perfect, that's what I wanted to hear. E gli ho girato, gli ho detto che lo abbracciamo tantissimo oltre ad aspettarlo qui, e la sua risposta è stata: mi raccomando, tenete sempre presente che l'unica differenza tra me e voi che ci state ascoltando è solo che io ho scritto il libro, voi l'avete letto o appunto ci state ascoltando, ma è la stessa identica cosa. E quello che io sono qui appunto a fare è condividere, e nella maniera più semplice possibile essere me stesso. Non c'entra nulla né la fama né le vendite. Io amo essere me stesso. In questo amare essere me stesso incontro sempre voi, ed è bellissimo parlare e incontrare persone così, in questa modalità, la semplicità. Thank you Sergio, thank you very much. Grazie mille per tutti, grazie mille a tutti, e aspetto che hasta la prossima volta. Yes, see you next time. Thank you. No, una promessa. Grazie, una promessa è una promessa. Grazie. Voi rimanete in linea, che adesso arrivano i nuovi ospiti. A tra poco.